Per dire la verità non me l'aspettavo, anche se poi o prima o dopo me l'avevano fatto balenare intorno a me che qualcosa sarebbe accaduto. Però così in questi termini dico la verità che non me l'aspettavo, quindi la cosa mi ha commosso, per dire la verità, ecco. Stupore, emozione e gratitudine, tanti sentimenti per Franco Canepa che dopo 13 anni di servizio alla guida della Stella Polare SpA ha lasciato poche settimane fa l'incarico, un'attività che il sindaco Valentina Ghio ha voluto riconoscere attraverso un encomio a Canepa e un ringraziamento anche a Mariangela Milanta, tra i più convinti sostenitori della creazione di una struttura di accoglienza per anziani nel centro cittadino. Gestione che ha conseguito tanti risultati utili per la collettività, ha conseguito crescita della struttura e davvero servizi di eccellenza per i nostri anziani e per le loro famiglie. Nei 13 anni in cui Canepa è stata la guida della società partecipata del Comune si sono potuti consolidare importanti servizi svolti dalla casa di riposo, dal centro diurno per anziani, la gestione della farmacia comunale, il servizio mensa scolastica, ma soprattutto si sono consolidati i rapporti umani con gli ospiti e il personale dipendente. Un ottimo rapporto, anche perché questa è la condizione affinché tutto funzioni come deve funzionare. Per quanto riguarda gli ospiti ci abbiamo messo il maggior affetto possibile nel cercare di curarli e di farli stare nel miglior modo possibile. E per quanto riguarda i familiari, che è una questione molto delicata e importante, abbiamo cercato di esprimere il massimo di umanità. Alla cerimonia di encomio rappresenta anche il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione Davide Bernardello, al quale Canepa ha idealmente passato il testimone. Cerchiamo di mantenere la buona eredità che ci è stata affidata e cerchiamo di implementare le attività, ma il percorso è tracciato e vogliamo mantenere quello che c'è di buono.